Bebo Antinori, prima uscita del Castiata 6-0, una partita per voi facile, diciamo anche per le tante assenze della Baonese, però poi diventano anche partite difficili se non interpretate nel modo giusto. Comunque, dopo i primi gol al primo tempo, diciamo, è scivolata via tranquilla. Sì, infatti sono sempre partite che se non riesci a sbloccare poi diventano difficili. Nei primi 20 minuti la partita era in equilibrio, poi chiaramente come siamo riusciti a sbloccarla è stato un po' più in discesa, diciamo. Loro sapevo anche dal loro mister che avevano diverse assenze, noi abbiamo fatto la nostra partita, sono contentissimo dell'approccio perché come hai detto tu, se poi non l'approcci bene rischi di non portare a casa il risultato, invece l'approccio è stato corretto e il risultato giusto, ma chiaramente sappiamo che oggi la Bonedri era molto rimaneggiata, che sarà di tutt'altra pasta quando la andremo a incontrare, quindi ci prendiamo questo risultato, siamo contenti, aiuta a lavorare bene. Ecco, nel lavorare bene, poi una volta che il risultato era in pugno, hai potuto schierare anche altri giovani. Sì, assolutamente, è stata la cosa positiva che abbiamo fatto tutti i cambi, sono entrati diversi giovani che hanno dato il loro contributo e sappiamo che dobbiamo avere una rosa ampia per cercare di fare un campionato, diciamo, fatto bene, un campionato che ci consenta di stare il più in alto possibile, quindi serviranno tutti quanti, in queste occasioni più si riesce a mettere in campo giocatori meglio è. Anche perché poi in tribuna c'era qualcuno che non hai potuto mettere in lista, no? Abbiamo Sì, visto Ridolfi, abbiamo sì, visto Piroso, che sì. può essere uno dei nuovi acquisti. Sì, E anche altri. stiamo completando la rosa momentaneamente, noi non abbiamo la juniores, quindi necessariamente dobbiamo avere 22, 23, 24 giocatori perché altrimenti rischiamo che poi in inverno magari ci ritroviamo 16 o 18 giocatori. Quindi Daniele sta riprendendo da un infortunio di un anno, è un giocatore che conosco bene. Faremo di tutto perché lui stia con noi sicuramente e l'altro Ridolfi che ha avuto un risentimento in settimana e non era il caso di rischiare, che ho conosciuto quest'anno personalmente ed è sicuramente un ottimo giocatore. In chiave qualificazione, ora questo risultato vi permette di giocare per 2 risultati su 3, però poi fare calcoli, Ma, no, soprattutto in questo ma periodo. non penso che possa nessuno può avere questo pensiero, neanche dei miei giocatori. Andremo a Jerzu a giocare la nostra partita cercando di portare a casa la qualificazione che comunque ci aiuterebbe. Mi interessa qualificarmi, ecco, perché comunque abbiamo poi la possibilità di dare minutaggio a tutti quanti avendo una rosa abbastanza ampia e quindi faremo di tutto per qualificarci. Gioco contro Andrea Picarretta che dopo aver fatto sfide per 20 anni, 2 numeri 10 sono sempre incontrati, sempre diciamo scornati, poi da poco abbiamo ripreso a giocare a padel, sempre contro, e adesso domenica ci incontriamo e poi finché il migliore, come dice lui, che piova la birra dopo. Senti, Bebo, ho ancora un altro giorno e poi finalmente si conoscerà il calendario. Eh sì, stiamo aspettando con ansia un girone, veramente io mi aspettavo francamente un girone a 16 squadre, siamo a 18 con trasferte insidiose nel Nuorese, nell'Ogliastra, insomma sarà un campionato secondo me molto equilibrato, difficilissimo e alla fine chi avrà la rosa più ampia, chi avrà la continuità giusta la porterà a casa. Bebo, ti chiama il Castiata, dici di sì, anche perché avevi questa voglia di riscatto. L'anno scorso è andata tanto bene. No, sì, diciamo che la chiamata del Castiadas c'era stata era capitata anche qualche altra volta. Io per motivi di lavoro, sai bene, non mi sono mai spostato da Cagliari, questa però il Sarrabus, come dico, è la mia seconda casa, sono qui da una vita, quindi Finché stai a Costa Re viene facile. esatto, sono a Costa Re, quindi è perfetto, ma sono orgoglioso di allenare Castiadas e poi sicuramente non volevo finire diciamo la mia carriera tra virgolette di allenatore dopo l'esperienza alla Ferini l'anno scorso dove non è andata per il verso giusto in termini di risultati, perché in termini di impegno dei ragazzi, di lavoro è stato fatto tutto, sono arrivato a un periodo difficile e ho preferito lasciare la squadra in un momento dove ci fosse ancora la possibilità di salvarsi. E si sono salvati. Si sono salvati, ce l'hanno fatta, complimenti, sono stati bravissimi veramente tutti quanti, dirigenti, staff, giocatori e io sono contentissimo per loro. Grazie, Bebo, in bocca al lupo per la Grazie a stagione. voi.